Florian, kommt zu spät, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming a few Und Pele. Abgeglichen Klo, von Seite gespielt zu Johann Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one, puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. E rieccoci insieme con una nuova puntata di Football Beside, l'altro lato del calcio. Siamo con l'anteprima e siamo con Andrea, l'amico dell'ospite che aprirà la nuova puntata della nostra trasmissione. Ciao Andrea, ben trovato. Grazie mille. Che personaggio è l'ospite che tra poco andremo ad incontrare? È goliardico, troppo serioso oppure spensierato? No, è una persona molto precisa, soprattutto sul lavoro, quando lavoriamo assieme. È pacato? Sì, abbastanza, sì. Vi conoscete anche al di là dell'aspetto lavorativo o siete degli amici che insomma si frequentano continuamente? Sì, ci frequentiamo, infatti sto più tempo con lui che con mia moglie. Addirittura, veramente, sì. quindi c'è un'amicizia abbastanza cementata. Sì. Lui dà spesso valore a questa amicizia? Sì, molto, è uno di molti principi, soprattutto per la persona che è. Non è mai testardo nelle sue scelte? No, lui è una persona che comunica tanto con me, non prende sempre una decisione, ma è uno che è veramente tanto, parliamo tanto con lui. Quindi si confronta spesso confronta molto, sì. con te che sei probabilmente uno dei suoi migliori amici. Sì, si confronta tanto. Bene, grazie Andrea, io ti ringrazio per averci dato questo quadro, seppur limitato, ma abbastanza interessante dell'ospite. Grazie ancora Grazie Andrea. a voi. E adesso rimanete con noi perché subito dopo la sigla, subito il primo ospite della nuova puntata di Football Beside. Abbiamo conosciuto poc'anzi il suo amico del cuore, ovvero Andrea. Adesso lo conosciamo di persona. Lui è Eugenio Luvito. Ciao Eugenio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito. Questa è una trasmissione dove noi non parliamo di calcio, volutamente, cercando attraverso alcune domande di conoscere un po' la personalità dei nostri ospiti. Quindi preparati perché tra poco ti formulerò delle domande abbastanza accattivanti. Prima voglio ricordare alcuni oggetti che ci sono all'interno della nostra scenografia, un telefono, un po' datato ma ci piace così, e poi un mappamondo. Saranno un po' la fonte anche di alcune domande che ti formulerò poi nella parte finale della nostra trasmissione. Però prima dovrai rispondere ad alcune domande che ho già preparato in base un po' a quella
che è un po' la tua personalità, almeno pensiamo che tu abbia questa personalità, e insieme agli autori abbiamo scritto alcune domande. Vediamo un po' se tiriamo fuori il meglio anche di te attraverso alcune tue risposte. Conservi ancora degli scatoloni con tutte le cose che fanno parte della tua adolescenza? Diciamo sì, io vivo a Giardini Naxos, non a Giardini Naxos ma a Palermo, dove sono nato. E quindi hai tutto messo a Palermo? Ho la mia stanza, la famosa stanza dell'infanzia, della crescita, dove c'hai fotografie, ricordi e oggetti particolari. Ed è una stanza aperta solo a te o un po' tutti possono curiosare? No, aperta a tutti. Casa mia è sempre stata un porto di mare per gli amici, io sono sempre per condividere un po' tutto. E quando torni a casa, la prima cosa che fai, cosa vai a vedere? Qualche vecchio servizio sul giornale, oppure che so, rivedi un tuo vecchio completino da calciatore? Ma diciamo la prima cosa che si nota è una bacheca di trofei di tutta la mia storia, piccola storia calcistica e non solo. Però li conservi gelosamente? Sì, sono messi, diciamo, ordinati. Bene, bene. Quando devi prendere una decisione importante, la notte precedente ti addormenti cercando la risposta oppure dici, beh, ci penserò domani? Non dormo. Non dormi, ma perché sei troppo apprensivo? Perché vivo nella mia testa anche il momento. Parliamo di una decisione importante che magari potrebbe essere di vita o anche sportiva. Certo, chiaro, a prescindere da quelle il mio ruolo, tema. Quello è importante, fa parte della mia vita, è la mia seconda vita. Non dormo perché cerco di analizzare sia i lati negativi che i lati positivi di una mia probabile scelta. E poi generalmente la scelta che fai durante la notte è la stessa che confermi la mattina? Sì. Quindi la notte ti porta consigli? Sì. Sono molto deciso e preferisco sbagliare ma con le mie idee. La politica moderna ha ucciso la libertà del pensiero dei giovani, secondo te? Diciamo che c'è una frase che dice abbiamo la politica che ci meritiamo. Io credo che il popolo italiano potrebbe cambiare la nostra politica solo se volesse. Il problema è che noi ci soffermiamo a lamentarci al bar davanti a una tazza di caffè e poi ritorniamo a non far nulla. Sì, la politica italiana ha limitato tanto, ma anche noi ci mettiamo del nostro. Questo mi fa pensare dalle tue parole che comunque segui un po', non dico la vita politica, ma gli andamenti politici? Seguo sì, ma non per diretto interesse, seguo perché fa parte della nostra vita, perché è ovvio, poi soprattutto in questo periodo che abbiamo trascorso abbiamo visto, ahimè, quanto è anche disorganizzata la politica italiana e dispiace. Quindi da parte tua c'è anche un certo distacco sul giudizio nei confronti dei politicanti di oggi? C'è delusione perché purtroppo la politica nasce come voce del popolo, invece ad oggi mi dispiace, io non ho mai peli sulla lingua, c'è tanta corruzione e non fanno gli interessi del popolo ma gli interessi propri. Voglio ritornare un po' a parlare della tua infanzia, della tua adolescenza, perché la prossima domanda è un po' curiosa. Per esempio, un po' tutti abbiamo posseduto una bicicletta, penso anche tu, no? Ecco, la bicicletta rappresentava per te un cammino di libertà oppure soltanto un momento di svago? No, per me la bicicletta è stata la mia infanzia, era la libertà vera e propria. Io ad oggi non posso pensare come, ad esempio, io sono nato e cresciuto a Palermo, abitavo vicino al centro, andavamo in 3 con la mia bicicletta che pedalavo io fino a Mondello e ritornavamo. Pazzesco! Chi è della zona sa che ad oggi non riesco a capire, neanche da solo non ci riuscirei. Vabbè, c'era la forza intanto della gioventù e quindi la forza delle gambe e poi anche la forza di libertà che animava i ragazzi dell'epoca, ma penso che anche i ragazzi di oggi abbiano questa cultura della libertà, no? Sì. Tra l'altro anche in piedi, perché uno stava seduto davanti, uno nel mio sellino e io in piedi che pedalavo, quindi al centro tra i due. Senti, ma hai
Hai ancora quella bicicletta? No, spaccata, ne ho combinati di tutti i colori nella mia infanzia. E quindi adesso quando i tuoi figli ti chiedono una bicicletta, sai benissimo che bisogna regalare una bicicletta. Assolutamente sì, ce l'hanno, è fondamentale. Anch'io ce l'ho tuttora un'altra bicicletta perché... Anche se la vivi adesso in una maniera diversa, no? La vivo diversamente, però posso dirti che hai detto la cosa giusta, cioè mi dà quella sensazione di libertà. Io la prendo quella bicicletta ed esco da casa, vado in giro a mare, ogni tanto con la bicicletta, perché mi dà quella sensazione di libertà. E infatti una cosa che faccio spesso quando sono sulla bicicletta mentre pedalo è respiro a pieni polmoni l'aria, quando sento odore di erba, dei prati, dei fiori, Un insomma. senso di libertà. Sì. Un senso di libertà. Energia. Guarda, io credo che abbiamo carpito qualcosa dalla tua personalità anche attraverso queste tue belle risposte. Voglio parlare adesso degli oggetti che abbiamo qui in scena. Il primo riguarda il telefono. Il telefono è fonte di belle o di brutte notizie. Qual è la telefonata che purtroppo non è mai arrivata? Non parliamo soltanto dal punto di vista lavorativo, ma in genere anche sulla vita. Allora, lavorativo potrà sempre arrivare. Certo. Sono ancora giovane, sono alle prime armi sul mio percorso. Nella vita in generale io penso che non ho una telefonata che attendo perché sono un privilegiato. Sono un privilegiato in senso che non mi manca nulla, ho la fortuna e ringrazio il Signore ogni giorno di questa fortuna che ho, anche solo di camminare e respirare per una famiglia, avere dei figli fantastici, ho tutto ciò che mi serve, non aspetto nessuna telefonata, sono felice. Però ti sarà arrivata la telefonata che purtroppo avresti voluto non ricevere mai? No. Addirittura, quindi la tua vita è stata sempre perfetta, non ha mai subito uno stress alzando un telefono? È Allora, meravigliosa questa cosa, no. se ti è successa. Di stress ce l'ho ogni giorno. Immagino. Però se devo parlarti di una chiamata che attendo o attendevo Sì? e non è mai arrivata, non mi viene nulla in mente. I problemi li abbiamo tutti nella nostra vita, li ha avuti, Giusto, certo. e anzi forgiano il nostro carattere, ci fanno diventare quello che siamo. Infatti non bisogna mai rinnegare il proprio passato. Però grazie a cielo non ti è arrivata allora questa Io telefonata negativa. sono cresciuto per strada a Palermo, in un ambiente difficile, ho avuto una famiglia che mi è sempre stata vicina, non mi ha mai fatto mancare nulla, però non rinnego nulla del mio passato e ringrazio anche delle cose negative perché, ripeto, forgiano il nostro carattere. Condivido appieno questa tua risposta. E parliamo invece adesso del mappamondo. Anche in questo caso il mappamondo è fonte di viaggi, di sogni, di avventure, a prescindere se le fai in bicicletta o meno. Qual è il tuo viaggio che ti piacerebbe fare? Qual è la tua meta che ti piacerebbe raggiungere? Io sono affascinato dall'Africa in generale. Sei già però stato o non sei mai stato? Sono stato in Tunisia, sono stato in Egitto. Africa del Nord, quindi. Africa del Nord, mi piacerebbe andare in Sudafrica. Sono curioso del Sudafrica perché è una parte dell'Africa che ha una grande storia. Ma perché proprio l'Africa? È un continente decisamente diverso da noi europei, ma perché proprio l'Africa? Attratto da che cosa? Dai popoli, dalla tradizione e anche un po' in un certo senso dal fatto che ancora non sono contaminati da quello che è un po' il nostro consumismo. Esatto. Hai detto una cosa giustissima, principalmente è quello, perché vai a contatto con la natura, da dove nasciamo. Si dice che nasce tutto lì. Poi io personalmente ho vissuto proprio quella situazione di mal d'Africa, che si suol dire, no? Perché, tornando dall'Egitto? Sì, è una cosa che ti resta dentro. Che poi è uno dei paesi più europei, esatto, nel continente africano. Ma ovunque io vado voglio vivere i luoghi poveri, non quelli europei. Il Sudafrica è perfetto in questo senso, no? Cerco tantissimo il contatto col popolo locale, le popolazioni locali, il cibo locale. Non mi piace, diciamo, le zone europeizzate, ecco. Faresti questo viaggio con la tua famiglia oppure da solo? Con la mia famiglia, a me piace condividere tutto con la mia famiglia. E quindi sono pronti anche ad un trasferimento certamente non vicino? Allora, lo farei. Loro sono pronti perché comunque sia, se gli dico partiamo, partono subito. Immagino. Diciamo che purtroppo, ne parlavo poco fa, ho paura di questo mondo, c'è troppo violento. Ho il terrore,
mi relaziono spesso con persone che hanno figli più grandi dei miei, dico sempre: ma come stai affrontando questa situazione? Perché ho il terrore a fare crescere le mie figlie in un mondo così strano, perché adesso il mondo è strano. Andare in Africa mi piacerebbe tantissimo, ma come ci devo andare? Solo, scortato? Eh sì, il problema c'è. Ci sono tanti problemi, quindi è un po'... la mia più grande paura è quella. Vabbè, per adesso allora facciamo una cosa, ci gustiamo una bella clip sul Sudafrica e così per un attimo almeno durante questo video cerchiamo di immaginare soltanto la bellezza di questo straordinario continente africano, ma in modo particolare il Sudafrica, la meta preferita di Eugenio Luvito. L'avventura dell'Africa, magari chissà, facendo un bel safari, che ne pensi Eugenio? Sì. No? Perché il Sudafrica, in genere comunque il continente africano regala questo tipo di avventura, no? Sì, 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 è quello che a me piace, la natura selvaggia. Va bene, perfetto. E adesso parliamo di musica. La musica quanto incide nella tua personalità? Io ascolto musica dalla mattina alla sera, ascolto tutti i generi,
stranamente dalla classica al rock, al pop, Lo all'italiano. abbini al tuo momento personale oppure lo abbini così solamente per relax? No, le abbino al mio momento, cioè se ho bisogno di caricarmi c'ho uno stile di musica, se ho bisogno di rilassarmi un altro musico. Lo un'altra trasferisci questo Sì, messaggio anche magari possibilmente ai tuoi ragazzi? Sì, io lavoro tanto con la musica, anche con la squadra, ho fatto qualche allenamento con la musica in passato, perché la musica ti dà qualcosa in più, basta vedere anche quando vai a correre, tu ti alleni, vai a correre, Se hai le cuffiette, se corri senza cuffiette mantieni un ritmo, se c'hai le cuffiette è un altro, sì. è un altro. E quali sono le tue musiche preferite in modo particolare? Qual è la tua canzone preferita? Allora, io ho una canzone che è Amarsi un po' di Battisti, che è la canzone mia e di mia moglie. Allora, attenzione perché questo pezzo è del 1977, ma io non credo che tu nel 77 eri nato. E allora come mai sei andato indietro nel tempo per immedesimarti in questa canzone? Non so, è una canzone che è la colonna sonora del nostro matrimonio. Sia a me che a mia moglie ci ha colpito tanto, ci ha uniti, in senso... Sono quelle cose che non puoi spiegare, si crea un'energia attorno... È la vostra canzone, esatto, è la vostra canzone, semplicemente. quindi è giusto che insomma rappresenti un punto di riferimento ogni qualvolta magari capita di stare da soli oppure magari ascoltando appunto un disco di Lucio Battisti. Bene, allora che dirti, intanto ti ringrazio perché sei stato chiaro, diretto, semplice, molto lineare, con delle scelte sicuramente particolari, perché insomma fare un viaggio in Sudafrica non è che lo facciano tutti, e soprattutto amare una canzone che fa parte del passato non succede spesso, quindi sicuramente questo fa notare in te una personalità ben chiara, ben precisa, con la voglia anche di scoprire sempre giorno dopo giorno, ma non soltanto te stesso, ma anche le persone che ti stanno vicino, Decisamente. che fanno parte della tua quotidianità sempre. Io vivo di rapporti umani, uno dei miei valori cardine è l'altruismo, mi piace fare del bene, proprio poco fa ne parlavo con il mio braccio destro e nonché amico Andrea, che non riesco a capire come si possa vivere facendo del male o avendo cattiveria dentro. A me piace fare del bene. Il problema è che ci sono queste persone che fanno del male. Non riesco a concepire quel tipo di vita. Io adoro fare del bene, essere generoso, è una cosa che mi fa star bene. Ti ringrazio tantissimo Eugenio, sei stato veramente molto garbato, ci è piaciuto il tuo intervento qui a Football Beside. Grazie. Grazie ancora. Grazie a te. E allora a questo punto che dirvi? Guardiamoci, soprattutto ascoltiamoci, Amarsi un po'. Amarsi un po' è come bere più facile è respirare, basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no, no, amarsi un po' e un po' fiorire, aiuta, sai, a non morire senza nascondersi, ma
partecipare. È difficile, quasi come volare, ma quanti ostacoli e sofferenze, poi sconforti e lacrime, per diventare noi, veramente noi, uniti, indivisibili, vicini, mai raggiungibili. Però volersi bene no, partecipare è difficile, quasi come volare. Per diventare noi, veramente noi, uniti, indivisibili, vicini, mai raggiungibili. Il classico pezzo di successo di Lucio Battisti era il 1977, la canzone era Amarsi un po'. E adesso subito con l'anteprima del nostro secondo ospite nella puntata odierna di Football B-Side. Abbiamo qui con noi Valentina, la sua compagna. Ciao Valentina, ben trovata. Ciao Ettore, grazie. Senti, siamo curiosi, ma che personaggio è quello che tra poco andremo ad incontrare? È un personaggio molto complesso, io lo definisco un connubio tra l'uomo d'altri tempi e l'attore comico. Nel senso che non si prende mai troppo sul serio? No, non si prende sul serio, forse è un po' anche quello che è il motore che fa andare avanti anche la nostra relazione, no? Io sono una persona estremamente seria, lui invece Ogni tende tanto esce fuori sì, dalla linea. a sdrammatizzare, insomma, e questo Però è anche è vero, utile. però è utile. anche vero Valentina che credo che un carattere di questo genere magari completa la tua figura che appunto come No, hai no, detto ben assolutamente, tu siamo molto complementari. siete complementari. Sì. È da molto tempo che vi conoscete? Un anno. Qual è il suo pregio migliore che ti è capitato di vivere in quest'ultimo anno? La spontaneità. Cioè questa spontaneità fa parte praticamente della sua vita Della sua sempre. quotidianità, è una persona estremamente spontanea nel bene e nel male, cioè in entrambe le sfaccettature. Ti è capitato mai di bacchettarlo perché ogni tanto esce fuori dalla linea? Ma io sono una bacchettona di nata, quello, e lui che quello fa? Subisce? Subisce? Accetta? No, noi ci scontriamo molto, però penso che io diciamo paragono la relazione a un piatto ben cucinato, no? L'importante è sempre dosare bene tutti gli ingredienti. Quindi Il problema è cercare di capire se poi lui davanti ai fornelli è bravo.
Ci prova. Ci prova, va bene, allora diciamo che è molto volenteroso. Sì. Benissimo, grazie Valentina. Grazie a te. Allora a questo punto non cambiate canale, tra poco dopo la pubblicità conosceremo il secondo ospite della nostra puntata di Football Beside. Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro. Rientrati dopo la pubblicità e dopo che Valentina ci ha presentato l'ospite eccolo qua. Abbiamo qui con noi Luca Bracciolano. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Ettore, ciao a tutti. Allora, carissimo Luca, abbiamo due oggetti importanti qui nella nostra scenografia. Uno è il telefono, che sicuramente non sarà da ultima generazione, ma ci piace così perché noi siamo un po' antichi. E poi abbiamo un mappamondo e saranno un po' l'idea delle prossime due domande che ti formulerò nella parte finale della trasmissione, perché prima ho già qualche altra domanda da farti. Rispondiamo subito a questa. La cosa più bella che hai sognato di realizzare? Che ho sognato? Beh, la passione di ogni ragazzo che vuole giocare a calcio, no? C'è la nazionale, Sì, la nazionale. uno scudetto, tanti soldi, un conto in banca. No, quello ci stiamo lavorando ancora per i tanti soldi, non è finito come sogno, però magari sì, cioè arrivare in qualche categoria Più alta. più alta. questo Quindi in sì. poche parole i tuoi sogni sono stati principalmente legati un po' al tuo Sì. sogno calcistico. Sin da bambino sì. Sì. Quello Adesso sì. sogni altre cose. Adesso sogno altre cose, quello che è giusto sognare, quindi una stabilità, una famiglia, non sbagliare, diciamo, rispettare quelli che sono i principi e i valori che mi hanno trasmesso. Ma per un attimo, quando hai sognato da bambino di diventare veramente un giocatore importante da nazionale con un super conto in banca, Sì. poi alla fine quel sogno lo hai portato a compimento, cioè hai sognato proprio quel momento in cui eri veramente una star? L'abbiamo sfiorato quando ero più piccolo. Insomma, non lo hai poi alla fine pilotato, perché poi No, io no. mi ricordo che da bambino poi pilotavamo i sogni appena svegli verso no, qualcosa no. quasi di irraggiungibile. No, allora diciamo che il sogno c'è sempre stato. Quello di cui vado più fiero è che ho sempre rispettato i miei sogni. Quindi oggi non rimpiango niente perché tutto quello che ho fatto, anche sai, le rinunce, uscire con gli amici, non mi è mai costato nulla. E rifarei tutto da capo. Nella stessa maniera. Qual è l'attore che ti piacerebbe interpretare se insomma ti dovesse capitare mai di fare cinema? Secondo me
Vorrei fare il remake del Principe de Curtis, no? Totò. Sì, 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 assolutamente. Ma come mai proprio lui è poliedrico, è napoletano, è un comico, è un serio, veramente un attore completo. Perché appunto non aveva copione, andava a braccio, sceglieva bene le sue spalle e ricordiamo proprio veramente questo suo andare distinto, no? Sì. E quindi mi rivedo Anche fuori copione spesso e anche volentieri. molto fuori copione. Quindi mi rivedo in lui. Adesso mi ricordo che mi dicevano che lui è stato capito dopo nei suoi film, perché lui spesso usava dei doppi sensi che magari sono Di stati per lì non venivano compresi e poi adesso Esatto. a distanza di anni sono sì, sì. ancora attuali. Però è anche vero che di Totò ce n'è uno, Ce non n'è uno. penso proprio che potrai mai... Infatti ho detto un remake io. Giusto, giusto, giusto. Sei stato mai cattivo con una donna? No, cattivo. Ai, perché hai tergiversato un No, attimo. no, la cattiveria non è una parola che... Attenzione, per cattivo non intendiamo un atteggiamento No. forte, Ok, ma sono d'accordo. diciamo cattivo della serie, questa donna non fa per me, adesso glielo faccio vedere io. No, io sono sempre stato nel bene e nel male, è chiaro. Ho sempre detto prima quello che potevo o non potevo dare a una persona. Anche perché, a parer mio, oggi è la donna che porta avanti il tutto, che sceglie, che sono... Quindi non potrai mai essere cattivo con la tua assolutamente compagna. no. Chi dice di prevalere sulla donna mente spudoratamente. Senti, cosa leggi generalmente? Libri o quotidiani? Se per caso dovessi comprare un libro, insomma, sei informato oppure della serie non seguo nulla e quindi non compro mai un libro? Si vede che non Puoi sono, dirlo onestamente. No, non sono preparato. L'ultimo libro che ho letto è stato 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Ah, di Melissa P, sì, famosissima siciliana che fece scalpore all'epoca. Esatto. Ma forse quindi per curiosità sei andato Sì, a sì, leggere questo assolutamente libro sì. e E poi comprarlo. l'autobiografia di Totti, ma quello... Quella è un'altra cosa. Ti è piaciuta quella di Totti? Sì, tantissimo. Quella l'ho letta in 2 giorni. L'hai divorata Sì, proprio. sì, esatto. Il telefono, caro Luca, cosa ti fa venire in mente il telefono? Le soprattutto? bollette, Ettore. Beh, le bollette quelle a tutti. Sì, vabbè, a parte le bollette, il telefono però spesso e volentieri è fonte anche di brutte e cattive notizie. E qual è la notizia più brutta che hai ricevuto alzando il telefono? Sicuramente la scomparsa di mio nonno. Ah. Allora mi trovavo a Verona e ho ricevuto questa... Eri molto affezionato? Sì, sicuramente sì. Certo. Era un collante per tutta la famiglia. Ma è stata una scomparsa improvvisa oppure stava già un po' male, quindi prima o poi quella telefonata sapevi che insomma sarebbe arrivata? È stata veloce. Cioè noi sapevamo che poteva succedere, ma non in così in maniera rapida. Rapida, quindi insomma è stata Sì. una telefonata che ti ha Scosso. notevolmente. Parecchio. Questa è nel caso in cui la telefonata aveva un tema negativo. Nel caso in cui invece parliamo di positività, la telefonata positiva che hai ricevuto e se non l'hai ricevuta quella che ti piacerebbe che arrivasse? No, che ho ricevuto sicuramente è stata la nascita appunto di mia nipote, che è la parte fondamentale della mia vita. E quindi diciamo per una non gioia, una grandissima gioia. Quindi vuol dire che sei amante dei bambini? Sì, tantissimo. Ci giochi? È più di una nipote forse, no? Sì, molto di più, anche perché mia sorella allora si separò, quindi l'ho cresciuta io, quindi molto più di una nipote. Quasi un secondo papà. Sì. Bene, parliamo di viaggi. Ti piace viaggiare oppure sei uno che poi alla fine d'estate preferisci vivere la sua zona? No, mi piacerebbe viaggiare, fino adesso non l'ho potuto fare perché come tu sai magari i ritmi calcistici non te lo permettono perché magari ritiri e quant'altro, però stiamo pianificando di andare in una meta greca. Ecco, qual è a questo punto la tua meta preferita? Perché poi ci serve per vedere un bel video allegato. Santorini. Bella. Sì. Attenzione perché lì c'è troppo vita mondana però, molta movida. Lo stiamo facendo apposta perché è da un anno che non ne facciamo, quindi ci dobbiamo... Quindi un viaggio che farai con Valentina? Sì.
Ma lei è d'accordo? Penso proprio di sì, anche perché ne parliamo da un po'. Quindi insomma avete capito che insomma, la Grecia dovrebbe essere la meta per la vostra vacanza, dove probabilmente metterete da parte telefono e tante altre cose. Si spera proprio di sì. E farete soltanto mare, mare, mare e un po' di movida la sera perché siete giovani, mi sembra giusto. E allora a questo punto guardiamoci questa bella clip su Santorini, la stupenda isola greca amata da Luca Bracciolano ma anche da Valentina.
La meta preferita di Luca Bracciolano, ma non soltanto di Luca, anche di Valentina, la meravigliosa isola di Santorini in Grecia, meta preferita di moltissimi giovani, il cuore pulsante anche dell'estate della movida europea. Pertanto buon viaggio, perché penso che ormai avete già deciso, andrete lì. Sì, credo proprio di sì. Parliamo di musica, perché so che la musica fa parte della tua vita. La mia canzone preferita non è neomelodica, ma bensì è quella di Negramaro ed è L'Immenso, perché mi lega tantissimo a mio nonno. Infatti la canzone dice se potessi far tornare indietro il mondo, farei tornare senz'altro te, quindi dedicata a mio nonno. Quindi vuol dire che ogni volta che ti capita di sentire questa canzone, sì, il cuore ti batte 2 volte più forte. Esatto, sì, sicuramente la pelle d'oca la fa da padrona. Luca, ti ringrazio, abbiamo capito di che pasta sei fatto, anche se io insomma credo che sei una persona talmente trasparente che chi ti conosce e chi ti frequenta sa benissimo come la pensi e che valore dai alle cose belle che ti circondano. Io vi ringrazio a voi, è sempre un piacere. Grazie a Luca Bracciolano, e allora a questo punto la clip con la canzone Immenso. C'è che mi sembra strano parlarti mentre ti tengo la mano e penso a te che mi riesci a guardare senza occhi e lacrime amare. Se potessi far tornare indietro il mondo, farei tornare poi senz'altro te. Sembra niente, mi lasci parlare, paura e amore. Se potessi far tornare indietro il mondo, farei tornare poi senz'altro te, per un attimo di eterno e di profondo, in cui tutto sembra niente, Immenso, il grande successo dei Negramaro che chiude la puntata odierna di Football B-Side, l'altro lato del calcio. Anche in questa puntata abbiamo raccontato 2 personalità un po' sconosciute? Non lo sappiamo, sappiamo soltanto che a Football B-Side si sono raccontati. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, non mancate!
Ci stiamo preparando per i Penalty Awards 2021. Sarà l'8ª edizione e ancora una volta sarà un'edizione da non perdere.